ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Randazzo hanno arrestato un 65enne del posto, già noto alle forze dell'ordine per il reato di detenzione illegale di armi e munizioni. Dopo la perquisizione personale, i militari hanno trovato dentro un borsello un revolver calibro 32 sprovvisto di matricola, un tamburo armato e caricato con 5 proiettili del medesimo calibro, pronta a far fuoco. A Catania adesso, dove 2 volanti sono intervenute in una nota attività commerciale di via Etnea, dove il personale della vigilanza aveva segnalato un furto in atto. Sul posto è stato bloccato e identificato un cittadino senegalese, il quale nel tentativo di allontanarsi aveva aggredito procurandogli diverse lesioni l'addetto alla sicurezza, che aveva tentato di bloccarlo. Rubano un mezzo agricolo di proprietà del comune di Mazzara del Vallo per sradicare la cassa di una stazione di rifornimento di carburante in contrada Triglia Scaletta a Petrosino. È successo la scorsa notte, sulla vicenda indaga la polizia. Sciopero generale di 4 ore domani in Sicilia e manifestazione regionale a Palermo contro la manovra economica del governo. Il concentramento sarà alle 9:30 in piazza Politeama e da lì partirà il corteo fino a piazza Verdi, dove ci saranno i comizi del segretario regionale Will. E con questa notizia per adesso è tutto, grazie per averci seguito e arrivederci. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.